È durato pochi secondi, ma l'effetto è stato spettacolare e un po' preoccupante, anche se per fortuna non ha provocato danni. Le immagini sono di Luca Tecchiato, meteorologo amatoriale, e si riferiscono al fenomeno che si è verificato nella zona nord dei Colli Euganei, Tabastia, Rovolone e Sacco Longo. Parliamo del cosiddetto funnel o nube a imbuto che si forma quando un vortice di vento inizia a ruotare su se stesso, creando una colonna d'aria che può arrivare a dimensioni e intensità anche elevate. Le funnel cloud spesso precedono i tornado, ma non tutte si sviluppano completamente. Il funnel di oggi è durato per circa 5 minuti ed è stato visto da parecchi chilometri di distanza, anche nel Vicentino. Il fenomeno era associato al sistema temporalesco in formazione nel Padovano, in questo caso un fenomeno solo affascinante. In queste ore più calde della giornata, infatti, il contrasto tra aria più fredda che è entrata e il calore dell'atmosfera, compreso l'irraggiamento solare, possono provocare questi fenomeni.